Bresa Belesa, bentrovati, prima puntata, il quiz che racconta la brescianità. Ecco le 3 domande di questa prima puntata. La prima: dove si trova la statua della Lodeuiga? Nel Museo di Santa Giulia, nella crociera di San Luca o sotto il porticato di Palazzo Loggia? Seconda domanda: sulla sommità di quale famoso campanile di chiesa bresciana era collocato il gallo di Ramperto? Sul campanile della Madonna delle Grazie, San Faustino oppure San Francesco? Terza e ultima domanda: dove si trova la statua del Bue d'Oro? In Corso Palestro, tra via Trieste e via Agostino Gallo oppure tra Corso Magente e via Francesco Crispi? Restate con noi, a tra pochissimo sentiamo cosa dicono i bresciani. Bresa, bellezza, messo la principessa, tu che parla bene, mani sui che mai conosco. Bresa, bellezza, messo la leonessa, sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu. Ecco, abbiamo avvicinato il signor Giulio. Ci diamo del tu, Giulio, dai, sei giovane, no? Certo. Professione? Commercialista. Tu sei di Brescia, Giulio? Di Brescia. Dove si trova la statua della Lodeuiga? Nel Museo di Santa Giulia, nella crociera di San Luca o sotto il porticato di Palazzo Loggia? Sotto il porticato di Piazza Loggia. Sulla sommità di quale campanile di chiesa bresciana era collocato il famoso gallo di Ramperto? E sul campanile della Madonna delle Grazie, San Faustino o San Francesco? San Faustino. Giulio, ragazzi. E dove si trova la statua del Bue d'Oro? In Corso Palestro, tra via Trieste e via Agostino Gallo o tra Corso Magente e via Francesco Crispi? All'angolo con Agostino Gallo. Ragazzi, Giulio. Allora, cara Selene, dove si trova la statua della Lodeuiga? Tu mi guardi come di che è sta Lodeuiga? Dove si trova? Nel Museo di Santa Giulia, nella crociera di San Luca o sotto il portico di il porticato di Palazzo Loggia? C'è pure l'aiutino, visto che siamo in Piazza Loggia. Direi porticato di Piazza Loggia. Neppure senza guardare, non ha manco guardato. Guarda, poi sulla sommità di quale campanile di chiesa bresciana era collocato il famoso gallo di Ramperto? Sul campanile della Madonna delle Grazie, San Faustino o San Francesco? Dai, Selli. Sto cercando il gallo? No, non lo so. Dai, una, dilla. San Faustino, Madonna delle Grazie o San Francesco? Madonna delle Grazie. Terza domanda, torno da Alessandro, non ti offendi? Ecco, dove si trova la statua del Bue d'Oro? In Corso Palestro, tra via Trieste e via Agostino Gallo o tra Corso Magente e via Francesco Crispi? Tra via Trieste e via Agostino Gallo. Sei di quella zona? No, però passo di lì spesso. Dove si trova la statua della Lodeuiga? Nel Museo di Santa Giulia, nella crociera di San Luca o sotto il porticato di Palazzo Loggia? Secondo me sotto il porticato di Piazza Loggia. Di Palazzo Loggia? Palazzo Loggia. Porticato di Piazza Loggia. Alle nostre spalle, insomma. Sì. Allora, Nicola, sulla sommità di quale campanile di chiesa bresciana era collocato il famoso gallo di Ramperto? Madonna delle Grazie, San Faustino oppure San Francesco? San Faustino. Matteo, dove si trova la statua del Bue d'Oro? In Corso Palestro, tra via Trieste e via Agostino Gallo oppure tra Corso Magente e via Francesco Crispi? Tra via Trieste e via... la seconda, insomma. Via Chicchirichì, Gallo. Bene, allora, la statua della Lodeuiga si trova sotto il porticato di Palazzo Loggia, mentre il gallo di Ramperto, questo famoso gallo di Ramperto, era collocato sul campanile della chiesa di San Faustino, e la statua del Bue d'Oro è tra via Trieste e via Agostino Gallo. Pensate che proprio secondo la tradizione popolare questa statua starebbe a indicare il luogo in cui sarebbe sepolto un bue d'oro zecchino, venerato dagli antichi abitanti di Brescia, che lo avevano seppellito proprio in quel luogo per evitare che fosse distrutto dai barbari. Vabbè, questa è un po' una leggenda. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci rivediamo alla prossima Bresa Belesa. Arrivederci.